Buongiorno a tutti, amici azzurri, e come sempre è solo Forza Napoli, perché ovviamente tutto il resto è sempre munnezza e sicchi merda, che vuol dire che fa? E poi tengo a dire un paio di cose. Sì, un paio di cose perché guardando e osservando la TV e leggendo notizie, a me stanno certe cose che sinceramente non mi piacciono proprio. E già sfugò. Sì, è già sfugò. La prima è di Platini. Ovviamente, l'UEFA. Beh, Platini dice che non può multare i rubendini, sì, Cherutam per i striscioni razzisti fatti quando hanno giocato con il Dortmund, perché l'arbitro non li aveva visti. Ok, diciamo pure che non li aveva visti, no? E tutte le reti televisive del mondo che si sono sintonizzate a guardare questa partita in merda non hanno visto, no? Tu Platini che si un coppo schifoso zuzzuso e si chieludam non l'hai visto, no? Ti appelli perché l'arbitro non ha visto. Stiamo facendo un fatto e non ha già visto, e non ha già sentito e non ha già parlato. E così stiamo facendo. Ma che discorso stiamo facendo qua? Ma che discorso stiamo facendo? Il potere Agnelli sta entrando pure in Europa. Il potere Agnelli sta entrando pure in Europa. Però purtroppo a capo e sta UEFA si ci sta un gob, nex gob, si che merda, frocia, zuzzuso, ma che potremmo aspettare? Che possiamo aspettarci? Ma vergogniamoci, la Rubentus non può essere punita perché l'arbitro non ha visto. E diciamo pure che non ha visto. E poi non ha visto. Poi per parlare di sta cosa, ha visto o non ha visto? Perciò siete pure ridicoli. Io mi vergogno, guarda. Io perciò ha schifo, perché il potere Agnelli a Ruben è sempre stato a potere, perciò ha vinto a così e so. Perché i trofei a Rubentus sono tutti sporchi e indagati, tutti sporchi e indagati. Ma perché che vogliamo parlare? Se a capo la UEFA ci stanno coppe si che merda ricchione, con tutto il rispetto di ricchione, con tutto il rispetto. Però è solo da vomitare, perché Platini fa solo tuo stomaco, ma dai dimissione e metti a chi è di potere. Meglio però, ed è imparziale, perché sinceramente, ma che vogliamo parlare? Ma se voi mi facete un discorso in coppa il semplice fatto che l'arbitro non ha visto, però ne state parlando, vuol dire che voi ho sapito, quindi dovevate azionare a multa, invece no, perché la Rubentus e da chi lucesse stati non è stato multato. Facete una cosa, vedete quando quello che succede, vedete che come si chiama? San Paolo, un bimbo ha fatto la cacca in coppa sediolino, multatelo. Vedete? Sì, vuol dire chi, perché ha visto un bambino ha fatto la cacca in coppa sediolino, va multato. Tu la faccia vostra, stu sicchielo dei Platini, perciò, ma mettetemi una corda in canna, e prima va a mettere. Dicete, io sono una merda e poi mi cado. Poi passiamo a un altro discorso. Si sta parlando del caso Parma. Parla Striscia la Notizia, parlano le TV. Caso Parma per aiutare a non farlo fallire. Ma noi che facciamo ci aiutate? Che abbiamo partito dalla Serie C. A noi chi ci facciamo ci aiutare, perciò sul problema moro Parma, o fallì e da fallì, andiamo solo loro, come siamo morti pure noi e siamo partiti dalla Serie C. Ma allora, noi perché non siamo stati aiutati o Parma per state tanto preoccupando lo salvare? Per quale motivo? Per non mettere la faccia da merda, né? Per non mettere, ecco, Napoli no, perché era una squadra che poteva dare fastidio alla Rubentus che stava al potere, questo sì, ma di che vogliamo parlare? Perciò alla fine
allora io faccio, io calcio raggio seguì, allora io amo i colori miei azzurri, amo i colori della maglia e i colori della mia città, ma poi tutto il resto è sempre munnezza. Il Parma deve venire aiutato perché è una squadra nord, il Parma deve venire aiutato perché non è, non può dare fastidio alle grandi, no, non si fa. La legge è uguale per tutti, ovviamente si teniamo una legge e merda, come legge propria, legge, e poi legge sportiva, allora stiamo in guerra, perché il Napoli, la Fiorentina, quando siamo partiti dalla Serie C, a noi nessuno ci ha aiutato, anzi molte squadre godevano, ah bello, un campionato senza il Napoli, però non se ci facete caso, quando il Napoli non c'era nella Serie A, era un campionato proprio in merda, un campionato in merda, perché un Napoli, una Serie A senza un A non si può bere, perché faccio dite una cosa, dico, e poi torno a ripetere, noi non facciamo comodo, perciò a noi nessuno ci aiuta. O Parma forse fa comodo perché non può dare fastidio. Questo è il problema, ma vi state ostinando per aiutarlo, no, può essere aiutato. Facete una colletta, tutta la gente di Parma, facete la colletta, salvate Parma. Siete in grado di farlo, siete in grado di salvare Parma, voi del Parma, cittadini di Parma, siete in grado, tutti quanti, facete la colletta, euro, guardate quanto è grosso, adesso a salvare fino a fine campionato, no, fate questa cosa. Sicuramente se c'era la prospettiva per farlo per il Napoli, sicuramente i napolitani aderivano, perché noi napolitani, a maglia azzurra, e per la nostra fede calcistica, calcio, società sportiva calcio Napoli, noi ci teniamo, perciò noi mo che fa, avessimo scogitato un sistema per salvare il Parma, ma morite tutto quanto, dovete partire dalla Serie C, come noi abbiamo partito, a noi nessuno ci ha aiutato, è sto Parma, è da morire insieme, come abbiamo morto pure noi, e mo stiamo ai vertici, perciò la legge per me, la legge deve essere uguale per tutti, esiste, non mi fa chi figlia e chi figliastra, perciò raga adesso mo vi saluto, il mio sfogo faccio fatto, per me o Parma se ne può pure al campionato italiano, come siamo andati noi, perciò non ci hanno aiutato a noi e non hanno aiutato manco Parma. Io prima ero di un'altra idea, invece no, siccome ci ho riflettuto bene, se non ci hanno aiutato a noi, basta, sto Parma e fa lui, dateci 3 punti, tranquillo, e fa lui, basta, poi se sono in grado ai cittadini di Parma a fare una colletta fino a fine campionato, ok, ma se no a noi non ce ne fotte prove, per me o Parma se ne può pure a fare l'eccellenza, non me ne frega proprio, perché a noi nessuno ci ha aiutato, perciò noi ne cambiamo con la stessa moneta, questo è il fatto. Adesso vi saluto, voglio un bacio e sempre e solo Forza Napoli, perché tutto resta a munnezza e sicchi e me, e cominciano a Platini, e cominciano a chi che buon aiutare il Parma, e io non sono d'accordo, e paro bene su sicchi e me, perché sono tutto munnezza. Ciao, voglio, è sempre Forza Napoli.